Buonasera e benvenuti amici di Fanner. È l'ultima partita che chiude questa ottava giornata della Serie A della Lega Calcio a 8 qui alla Stella Azzurra, dove si affrontano Roma Calcio a 8 e Real Granella. Prova a saltare un uomo Ugolini, non ci riesce, Pisapia, scusate, è fermato da Real Granella che prova a partire subito in velocità in avanti. La conclusione, la traversa colpita dal numero 9 Angelucci, che va a giocare su Parroni. Verso Ugolini. Ancora Ugolini, prova al destro, palla che termina alta. E ora De Vita, De Seta che va in avanti verso Tramacere che libera il mancino. Arriva all'1-0 del Real Granella. Un tiro a giro di Tramacere che beffa Grimaldi. 1-0 di testa. Oliva la mette fuori, la mette sui piedi. Il numero 16 De Vita che cerca una conclusione che è stata anche deviata da Grimaldi in calcio d'angolo. Gelucci sulla sinistra verso Tiberti. Prova a partire Tiberti. Ci mette il corpo Ugolini, ma commette anche fallo. La battuta con il destro direttamente verso la porta e arriva il gol del 2-0. Una grandissima punizione calciata da Angelucci. Seferi prova a partire, salta un uomo Seferi, si porta la sfera sul mancino. Seferi fa partire una conclusione che è stata deviata in calcio d'angolo. Per riprendere la manovra in avanti di Pisapia verso Seferi che entra in area di rigore. Seferi accorcia le distanze, il gol del 2-2, un sinistro rasoterra micidiale. Tramacere che di tacco va a giocare su Angelucci. Poi ancora il Real Granella, la conclusione da parte di Cannillo. Ottima la risposta di Grimaldi a mettere in angolo. Va Seferi giocandola su Liberti, ancora Seferi entra in area di rigore. Si tocca la palla con il destro mentre stava calciando. Ora Seferi alla fine trova il gol del vantaggio da fuori classe. Qual è? 2-2 di Seferi, 2-2 per la Roma. La palla che va a Tiberti. Spazio per salire, palla al piede. Va a giocare su Cannillo che prova il destro. La conclusione deviata sulla traversa. Poi Seferi ancora a Tiberti. Seconda traversa colpita dal Real Granella. Secondo ancora Liotti, 4 contro 2 per la Roma, il cross verso Seferi che di testa fa la sua tripletta personale e porta avanti la Roma da 2-0 a 3-2. Roma Calcio a 8. Poi ancora Liberti che parte in contropiede, 3 contro 2, ancora Liberti verso Liotti, la palla su Liberti, il tiro e la palla che termina fuori di pochissimo. Che occasione per la Roma. Lungo verso Liberti, la mette giù di petto, prova ad andare a servire Seferi, è chiuso con un fallo, punizione, fallo di Tuzzi che chiede subito scusa al numero 6 della Roma. Ha battuto il calcio di punizione verso Vannozzi che cerca la conclusione al volo, palla che termina fuori. Parroni verso Seferi che parte in velocità, il tocco ancora Seferi in area di rigore. Pitruzzella salva la porta per pareggiare i conti. Va Angelucci con il destro, ancora una volta la traversa, la terza della partita e la seconda per Angelucci. La Liotti e finisce anche il match con il risultato di 3-2. Real Granella sfortunato che colpisce 3 legni, ma ottima la prestazione di Seferi.